Quali sono le ragioni della vostra protesta? Io sono il rappresentante della comunità dei sordi di Agrigento. È successo che nel dicembre del 2024 la sede è stata chiusa, quindi noi siamo tutti arrabbiati perché manca locale, perché manca accessibilità, mancano tutti i servizi. Quindi noi ci stiamo muovendo, stiamo lottando, stiamo protestando per avere la riapertura, perché sono passati 1 anno e 3 mesi. Abbiamo chiesto al prefetto l'incontro direttamente col prefetto perché la possibilità di un locale confiscato alla mafia. Abbiamo chiesto anche all'Ense della Sicilia e aspettiamo delle risposte, mandiamo sempre delle mail e aspettiamo delle risposte. Noi, come potete vedere, siamo tutti arrabbiati, qui negli striscioni potete vedere le frasi. Questa è veramente una grande vergogna, perché ci sono anziani, persone che hanno tanti problemi, questa è veramente una vergogna. Anche a Roma la stessa cosa, sono tranquilli e beati e nessuno si preoccupa dei nostri problemi e dei nostri diritti. A livello nazionale l'accessibilità assente, anche a livello politico, io mi sono mossa a livello politico, anche con le istituzioni, ma non abbiamo... E poi i contributi dove vanno a finire? Noi siamo qui sempre ad aspettare delle risposte, siamo molto arrabbiati. Il problema è questo, accessibilità, l'accessibilità è assente. Grazie, arrivederci. Allora, sentiamo questa storia che interessa il signore. Come si chiama il signore? Biagio Conte. Lui si sta lamentando perché essendo una famiglia di sordi, tutta la sua famiglia, papà, mamma, sorella, hanno avuto molte difficoltà e sua mamma non ha avuto l'aiuto perché non c'era questa possibilità ed è deceduta con la sua difficoltà perché non ha avuto un aiuto e lui ha un dolore grandissimo per questa situazione. Cosa si aspetta da questa protesta? Bravo. Questa protesta, tu speri che cosa? Che questi sordi, cioè tutte le famiglie, vengono tutelate e che la difficoltà venga superata e che non vengono abbandonati e rispettati i loro diritti. Signora, lei, sentiamo la signora, dica qualcosa, signora. No, non vuole parlare. Lei vuole parlare? No? No. Vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Vuole dire qualcosa? Accessibilità che è un diritto e di avere una possibilità di stare tutti assieme un locale. Entro quest'anno se c'è la possibilità di avere un locale. Ma prima ce l'avevano? Sì, tu prima locale c'era? Sì, sì, in affitto fino al 2024, ora no e stanno protestando anche per questo motivo. Ma vero che non arrivano i fondi dal vostro ente regionale? Sì, non sono arrivati i fondi. Non sono arrivati. Ok, grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Tu vuoi dire qualcosa? Buongiorno. Tutti protestano per perché dal 2024 l'ente aveva un locale, Sì. Dopo una situazione che non ricevevano contributi, Okay, e hanno avuto tanti problemi. Vabbè, ok, grazie. Hanno il diritto di avere l'apertura dell'ente. Speriamo che il prefetto possa... Speriamo il prefetto possa darvi... Ok. La situazione qui è ovviamente grave, potete vedere che ci sono tante persone anziane che hanno problemi di salute, che hanno bisogno di visite, è un loro diritto. Perfetto.
Quindi noi siamo arrabbiati e stiamo aspettando ovviamente delle risposte. Siamo stanchi di aspettare le risposte, perché dopo queste situazioni purtroppo si sono state scoperte tante situazioni e la sede dell'Ense è stata chiusa. Ma a noi non interessano tutte queste motivazioni, a noi interessa soltanto avere una sede qui perché è un nostro diritto. Vogliamo ringraziare per la collaborazione. Grazie a voi.